La 26esima giornata del campionato di promozione siciliana vede andare in scena per il girone C un vero e proprio testacoda e infatti prima contro ultima è Aci Catena Calcio contro Città di Torregrotta. Un cordiale saluto amici sportivi e ben ritrovati con le telecamere della Wii Sport. I padroni di casa, come già detto, si trovano al primo posto della classifica del girone, vengono dallo 0-0 rimediato nell'ultimo turno, quello del derby contro il Real Aci. Il Città di Torregrotta invece nell'ultimo turno ha subito una sconfitta per 1-0 contro la formazione dello Sporting Via Grande che vi abbiamo raccontato nel nostro servizio di approfondimento. Noi con le immagini nel frattempo possiamo passare a raccontarvi del film di questa sfida che si apre con un'occasione al 7° minuto proprio per i padroni di casa che provano a rendersi pericolosi con questo cross dall'out di destra. Città di Torregrotta che prova ad allontanare in qualche modo il pallone che finisce sul destro di Napoli, che prova a calciare di prima intenzione. Rotella in due tempi è attento e fa sua la sfera. Primo squillo di questa partita però per i padroni di casa con il proprio numero 10, il Città di Torregrotta che prova a farsi vedere davanti costruendo un'azione lungo l'out di destra che però non va a buon fine. Può facilmente controllare e allontanare la retroguardia dell'Aci Catena che nel frattempo è già tornata in avanti. Qui l'incertezza di Rotella che non riesce ad allontanare il pallone, che dunque viene rimesso in mezzo. Attenzione perché c'è un tocco netto di mano da parte di Arizzi del Città di Torregrotta e dunque il direttore di gara comanda calcio di rigore, estrae anche il cartellino giallo all'indirizzo del numero 3 del Città di Torregrotta che, come possiamo vedere dal nostro rallenti, tocca chiaramente il pallone con la mano. Al 22esimo dunque ci sarà un'occasione per i padroni di casa per sbloccare il match. Sul dischetto si presenta Maurizio Catania, freddissimo, spiazza Rotella e fa 1-0. Al 22esimo minuto di gioco dunque l'Aci Catena conduce il match. Aci Catena che però non si accontenta e continua a spingere in avanti. Qui un calcio di punizione ancora di Napoli all'indirizzo di Fazio che arriva sul pallone ma non riesce nella torsione a centrare il bersaglio grosso, sprecando dunque un'opportunità. Adesso il Torregrotta che prova a farsi vedere sul finale di primo tempo in avanti. Qui attenzione perché riconquista il pallone Caselli che poi viene atterrato così in area di rigore. Anche in questo caso non c'è alcun dubbio per il direttore di gara che comanda il secondo calcio di rigore di giornata, questa volta in favore del Città di Torregrotta. Anche loro dunque al 40esimo minuto del primo tempo avranno l'occasione per trovare la via della rete. Sul dischetto si presenta Gioele Ballarò, anche lui glaciale, fa 1-1, spiazza l'estremo difensore e trova il pari per la formazione del Città di Torregrotta. Si andrà dunque molto probabilmente a riposo su questo parziale, quello di 1-1. Arriva infatti il duplice fischio da parte del direttore di gara che manda le squadre a riposo. La stanno decidendo fin qui 2 reti su 2 calci di rigore. Per l'Aci Catena ci ha pensato Maurizio Catania, per il Città di Torregrotta Gioele Ballarò. Si torna in campo con la trama di gioco che sembra essere la stessa del primo tempo, cioè con i padroni di casa in avanti. Qui è sempre Catania ad avere l'occasione per trovare il 2-1 su questo cross che si trasforma più in un tiro e scheggia la traversa. Ancora l'Aci Catena al minuto 52, un po' di confusione in area di rigore. Alla fine arriva Gabriele Amore che spinge il pallone in rete e vale il gol del 2-1. Aci Catena Calcio di nuovo avanti, come abbiamo detto, al 52esimo minuto di gioco. Rivediamo qui a rallenti un po' di confusione, il Città di Torregrotta che non riesce a spazzare la sfera che dunque viene raccolta da Amore è messa alle spalle di Rotella e 2-1 con l'Aci Catena che dunque ha trovato il nuovo gol del vantaggio. Aci Catena che comunque continua a spingere in avanti ancora qui lungo l'out di destra. Hanno provato a impensierire ancora una volta Rotella, ancora Aci Catena qui che riconquista il pallone che viene messo in mezzo all'indirizzo di D'Aquino che calcia, si gira e fa 3-1. Può fare quello che vuole il numero 9 è classe 1991 dei padroni di casa, è sua la rete che vale il 3-1 e il doppio vantaggio per i padroni di casa. La rivediamo a rallenti, si gira in un fazzoletto, è fredda Rotella, è 3-1, doppio vantaggio per i padroni di casa dunque che mettono il risultato in cassaforte ma non si accontentano perché continuano a spingere. Avranno un'altra grande occasione al minuto 67 con questo palo colpito da Di Marco, uno dei neoentrati nel secondo tempo per i padroni di casa. Poi in qualche modo il Torregrotta riesce ad allontanare la sfera ma non è più in campo il Città di Torregrotta in questo secondo tempo. Le ripartenze dell'Aci Catena possono essere fatali. Qui ancora una grande occasione per D'Aquino che aveva provato a incrociare col destro sul palo lontano, pallone che sfiora il palo e finisce al lato. Ancora lo stesso numero 9 qui partito in posizione irregolare, qui se lo mangia praticamente il numero 9 che aveva avuto l'occasione per trovare la doppietta personale, il gol del 4-1. Ci saranno scampoli di gara anche per l'estremo difensore Cambria che prenderà il posto di Rotella. L'ultima occasione di questa sfida è questo calcio di punizione che prova a trasformare Napoli, riesce ad allontanare il Torregrotta ma non ci sarà più tempo. Triplice fischio da parte del direttore di gara che pone fine dunque alle ostilità. Finisce 3-1 per l'Aci Catena che si conferma al primo posto, così come si conferma all'ultimo il Città di Torregrotta che non sa più vincere. E allora anche per questa settimana dalle telecamere della Wii Sport è tutto, vi salutiamo, vi ringraziamo e vi diamo appuntamento alla prossima.